questo è un dato. Vabbè, ma non è... Microfono. Aspetta, no. Cioè, mantenere il terzo posto o addirittura avere una fortuna che forse è impossibile sbendare come idea è difficile, però voglio dire, vediamo, giochiamocela, perché se qui esce da questa conferenza che non bisogna più combattere con il coltello tra i denti, è sbagliato concettualmente, perché sembra che se no i campionati non siano accettati fino alla fine, mentre invece quest'anno noi abbiamo avuto sia in coda che in testa forse il campionato più cazzuto degli ultimi 20 anni. Sì, ecco, no, la domanda era questa. L'allenatore ha detto che lui vede il suo futuro sulla panchina del Napoli e lei stesso ha detto che Spalletti ha un contratto lungo. Però le chiedo, il contratto lungo di Spalletti è come dire, è quello che salda il vincolo di Spalletti sulla panchina del Napoli, o c'è anche un rinnovato bonus di fiducia da parte sua nel futuro? Guardi, secondo me voi mi fate sempre molto divertire, perché vi volete vestire sempre con i panni dell'imprenditore o dell'allenatore. L'allenatore è un dipendente di altissimo livello, di altissimo standing. Non l'ho preso qui per fare bubusettete, l'ho preso perché era il signor Spalletti. Gli ho fatto un contratto che ho sempre dichiarato essere un contratto di 2 anni più un'opzione a mio favore, che nel momento io dovessi credere che vada esercitata garantisce un 3 anni. Allora, poiché a un certo punto nella storia i rapporti con delle situazioni ambientali che sono situazioni particolarissime come quella calcistica o addirittura di una città come Napoli e di una tifoseria relativa da stadio, perché poi le tifoserie si dividono in quelle da stadio e in quelle invece non da stadio, che rappresentano la tifoseria più generale dello stadio virtuale. Lei lo sa che la Nielsen ci ha certificato 83 milioni di tifosi nel mondo occidentale, quindi pensi lei a dover interagire ogni volta, perché voi dite sempre che noi non siamo organizzati, che in fondo manca Tizio, manca Caio, si vede che ci sono molti che si vogliono far assumere, no? Per cui vi spingono, vi danno dei gettoni di presenza per far dire delle cose che lo stadio, no, perché poi De Laurentiis ha una gestione padronale, da padre padrone, perché scusami, io mi interesso delle mie cose, io quando faccio un film o una serie televisiva sto là, quando ho deciso di fare i gelati sto là, quando ho deciso di vedere come far funzionare le sale sto là, quando sto facendo in America, anche se non ci posso andare, io sono connesso video sempre durante tutta la giornata, ho 350 operai che stanno lavorando lì su una cosa mia, quindi voglio dire, ogni tanto io leggo qualcuno che evidentemente non gli gira bene, perché il caffè che ha bevuto gli ha lasciato una punta di acidità nella gola, e quindi dice delle cose o sentenzia delle cose che non stanno nel cielo e nel terra. Però per quanto riguarda Spalletti sta lì adesso. Si è fatto una casa Spalletti? No. Beh. Quindi è provvisorio? no, è lui che deve sentire che Partenope sta sulla sua testa e sulla sua anima. C'è una bellissima canzone di Gianna Nannini che parla dell'anima, e quindi se lui a un certo punto sentirà che questa anima sua si è tinta di azzurro, non ne potrà fare a meno. È come il caffè, la mattina la prima cosa che pensi al caffè, e se fa schifo ti arrabbi pure, no? Allora lasciamolo lavorare, lasciamolo ambientare. Vedete che io per 8 mesi non sono andato in televisione, non
non ho rilasciato interviste, non ho voluto fare dichiarazioni. Perché? Perché anche per me c'era la necessità di conoscere l'allenatore e l'uomo. E secondo me l'allenatore è formidabile e l'uomo è un uomo serio, quindi nulla da obiettare. Sono due cose che mi fanno dire: Aurelio, anche questa volta hai fatto centro.